Zoppas, presidente dell'ICE, commercio estero, quindi con Matteo Zoppas vogliamo parlare delle future prospettive. Cosa ci aspetta? Cosa è successo in questi anni? Vogliamo sapere da lui tutto perché ci sono tante novità. L'ICE ha lavorato tantissimo in questi anni proprio per proiettare il Veneto nei nuovi mondi e allora Matteo Zoppas qui con me per questo 50° compleanno. Benvenuto Matteo. Buonasera, ben ritrovato. Non si vede molto. Ci sono questi fari che sono particolarmente efficaci. Allora, dicevamo, l'estero. Cosa è successo innanzitutto in questi anni? Tu ovviamente stai seguendo tutto quello che riguarda la proiezione dell'Italia fuori dai nostri confini nazionali. Allora, quali sono le novità, quali sono le visioni del futuro? Ti ringrazio per la domanda. Intanto vorrei salutare i padroni di casa, Bernabò Bocca e Massimiliano Schiavon. Grazie per l'invito. Elena Donazan, Federico Caner, che insomma rappresentano molto bene questa regione nel loro assessorato. Mi fai una domanda abbastanza importante, soprattutto in questo contesto, perché quando si parla di estero e degli ultimi anni, partiamo da prima, dagli ultimi anni. Che cosa è successo? Questo penso che sia uno dei comparti più interessati da quello che è successo a partire dal 8 marzo 2020. Quello che c'è stata una chiusura totale, quindi una categoria particolarmente penalizzata, una categoria che tra l'altro io nell'altro lavoro che faccio ho vissuto indirettamente o forse anche direttamente, e poi c'è stata a un certo punto una riapertura totale e quindi tutti sono rimessi in moto. Questo come ha influito sulle esportazioni? Naturalmente le categorie che hanno chiuso non hanno più acquistato dall'estero, poi quando si è riaperto tutto i sistemi logistici sono andati in crisi e quindi i trasporti, non so se voi ve ne intendete di queste cose, ma sono anche decuplicati. Andare in Cina o andare in America significava avere 10 volte tanto questi trasporti. Poi quando le cose cominciavano un po' a sistemarsi, aperture, chiusure, è arrivato il vaccino, scusate. Quando il vaccino ha cominciato a funzionare, di nuovo tutti sono messi in moto, crisi totale e quindi c'è stato un po' un collasso. Dopodiché sappiamo tutti che è scoppiato un conflitto bellico che ha aumentato i costi energetici, ha reso indisponibili tante materie prime e quindi chi dall'Italia produceva verso l'estero ha avuto delle grosse difficoltà. Produrre in Italia con costi elevati, con trasporti elevati, andare in Cina, andare in America dove producevano con costi normali e senza trasporti voleva dire essere non competitivi. Questa è la parte brutta. La parte bella, molto bella, è che quello che si chiama Made in Italy ha fatto sì che uno straniero, piuttosto che non comprare italiano, ha accettato di pagare di più. Questa è la forza del Made in Italy, questa è la forza degli italiani, questa è la forza di quello che siamo. Quindi tornando, Bobo, a quello che ha detto Daniela Santanchè al forum a Baveno dove ci siamo anche visti, bisogna essere orgogliosi, bisogna veramente avere questo forte senso di orgoglio e di identità italiano, perché quando si va in giro per il mondo, e tutti voi credo che ci siate stati, io in particolare ultimamente sto girando tanto, c'è una fame d'Italia che è incredibile, è un valore immenso che noi abbiamo e che voi nel vostro comparto siete delle grandi eccellenze nel portarlo avanti. E fatelo, continuate a lavorare come fate, perché all'estero ci conoscono per quello che siete voi, per come li accogliete, per come gli fate vedere la nostra Italia e per come gliela fate apprezzare. Torno al Made in Italy. Il Made in Italy nel 2019 esportava 480 miliardi di euro, nel 2022 ha esportato 620 miliardi di euro. Quindi capite che il vero merito lo avete voi come imprenditori. Dura solo poco il mio intervento, però credo che siano delle cose che ascoltarle ne vale la pena. Voi imprenditori siete stati eroi,
e voi soprattutto, resilienti, avete continuato a cercare soluzioni, le avete trovate, avete sbarcato il lunario e siete riusciti anche a crescere. Non si poteva fare di meglio. Bravi veramente. Grazie Matteo. Io vorrei, visto che siamo in una platea così importante, capire dove possono esserci delle collaborazioni proprio tra l'ICE e la Federalberghi Veneto Nazionale in ambito estero, quindi che cosa potete fare insieme? Beh, allora, noi abbiamo 80 uffici in giro per il mondo, in almeno 74 paesi, per cui sicuramente siamo delle antenne. Noi abbiamo una collaborazione con il Ministero del Turismo, che è uno dei componenti della cabina di regia che ci controlla, e quindi ci sono dei dialoghi in corso. Però facciamo molte cose, voi conoscerete Vinitaly, il Salone di Genova, della nautica, piuttosto che la Milano Fashion Week, piuttosto che il Salone del Mobile. Sono tutte attività che noi sponsorizziamo, che noi contribuiamo a mantenere, a far crescere, e portiamo moltissime persone. Quindi quello che noi facciamo è finanziare particolarmente queste attività, che non tutti sanno che sono supportate in particolare dall'ICE, però vi portiamo molte persone. Però questo è magari spot. Quello che vediamo è che c'è una grossa interazione tra quello che è il racconto del Made in Italy nel mondo e come il mondo vuole venire in Italia a vedere come il Made in Italy viene creato, e parlo naturalmente delle Ferrari, di Hermès, di Armani, di Dolce Gabbana, piuttosto che di tutte queste cose, che sono quelle che in tutto il mondo, quando loro non vogliono identificare un marchio importante, la prima cosa che viene in mente è l'Italia, per non parlare dell'enogastronomia. Ecco, ma appunto Matteo, io ti interrompo, visto che sono arrivate e stanno servendo queste meravigliose fettuccine, io vorrei capire, adesso la cucina italiana è stata candidata come patrimonio dell'umanità UNESCO, questo cosa vuol dire? Beh, innanzitutto, se posso fare un passaggio, una considerazione mia personale, non si dovrebbe neanche servire la candidatura, dovrebbero dargliela d'ufficio. Esatto, subito, solo assaggiando queste fettuccine. Allora, è un percorso importante, un percorso dove noi per 2 anni, che succederà nel 2025, promuoveremo tutti insieme come sistema paese. Noi abbiamo già fatto diverse cene con il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in giro per il mondo, e andiamo a raccontare non solo quello che è la cucina intesa come sapori, ma quello che rappresenta la cucina per le famiglie italiane. Quindi la tradizione, quindi il modo di cucinare, il modo di passarsi le ricette di generazione in generazione, il modo in cui la cucina mette insieme le persone a tavola, il modo di familiarizzare, eccetera, eccetera. Questo è comunque una cosa che nel momento in cui la raccontiamo della cucina italiana nel mondo, ma raccontiamo, invogliamo i turisti del mondo a venire in Italia ad assaggiarla. Questo insieme anche a tutto quello che è l'enogastronomico, su 620 miliardi di euro sono 60 miliardi di euro, quindi non è poco, e quindi noi dobbiamo, per spingere, per promuovere, per raccontare l'Italia, partiamo anche da ciò che è un attrattore sicuramente anche per le vostre strutture. Grazie a Matteo Zoppas, Presidente dell'ICE, per essere stato con noi in questo 50° compleanno. Grazie, adesso ci godiamo la cucina italiana. Grazie, buonasera a tutti e buon lavoro. Buon proseguimento. Tanti auguri.